Eder. Mech. Pallister. Come spesso accade, anche oggi sto ricevendo molti messaggi di gente perplessa per quello che è uscito a ore 14, ma voi dovete capire che loro seguono tanti casi, quindi non si può pretendere che siano preparati. Capita in molti programmi che il conduttore, non sapendo bene le cose, si affidi alla giornalista, ma se l'inviata non è in grado di dire che solo quella mattina il telefono di Sebastiano si spegne, allora poi è chiaro che tutti gli ospiti possono mettersi a dire un po' quello che vogliono. Il concetto è molto semplice: Sebastiano andava sempre in quel laboratorio dove il telefono potrebbe prendere o non prendere in base alle intercapedini, ma solo il 14 dicembre il telefono si spegne. È il colmo, ma quel programma, che non fa altro che attaccare i social, volendo anche spesso gli youtuber, ha solo da imparare riguardo come si gestisce e analizza un caso da chi lo segue in modo assiduo e continuo e quotidiano come noi. Solo quel 14 dicembre il telefono di Sebastiano all'interno del magazzino si spegne. Il 14 dicembre non risultano consumi elettrici compatibili col lavoro di Sebastiano e quei pochi che ci sono dimostrano la sua eventuale presenza per solo un'ora. Tra l'altro ormai anche le formiche sanno che la GoPro può essere settata a livello di orario manualmente. Ore 14 oggi è riuscita ad affermare di aver dimostrato invece che la GoPro non può essere settata manualmente. Davanti a questo veramente c'è da arrendersi. E infine l'Abruzzone, che ormai ne fa probabilmente una battaglia personale contro Silvia e Gabriella e per questo cerca sempre di difendere Sebastiano, ma purtroppo facendo così sta diventando nient'altro che una parodia di se stessa. Infine voglio ricordare una cosa a chi ha scoperto la GoPro solo ora. Era gennaio 2022, quindi tutto era accaduto da pochi giorni, quando in un video presentai i setting di una GoPro facendo vedere come si configura una telecamerina appena comprata. Oggi delirio assoluto a ore 14. L'Abruzzone da gomito. Mi piacerebbe che i parenti facessero una richiesta ufficiale tipo questa. Gentile dottessa, in diverse occasioni ha affermato che lei tramite cinguetti ed oggi intuizioni ha saputo in anteprima che tutti i quesiti posti dal GIP hanno dato esito inconcludente. Nessuno l'ha costretta a rendere queste dichiarazioni, ma averle rese, peraltro reiteratamente, ha un effetto mediatico importante e forma l'opinione pubblica circa una ipotesi suicidiaria, che al momento è stata esclusa dal GIP di Trieste. Quindi, a questo punto le chiediamo nella qualità di parte lesa che lei ammetta pubblicamente di avere una talpa che l'ha informata. Questa ha evidentemente violato il segreto professionale. Oppure, come è più plausibile, dovremmo ritenere che lei abbia approfittato del mezzo pubblico per lanciare quelli che la Procura di Trieste ha stigmatizzato come colpi di gossip. Esternare notizie infondate, lanciare ipotesi suggestive non attesta professionalità per un criminologo e certamente non serve a rendere credibilità all'autore. Oltretutto, come dimostrato oggi, lei si basa palesemente su una conoscenza limitata delle ultime evoluzioni del caso. Oggi hanno affermato a chiare lettere che l'alibi di Sebastiano è perfetto. Perché i dati della GoPro non sono alterabili, per favore non ridete, hanno aggiunto un riferimento, o due, ad orologi o campanili entrati nei video che confermerebbero il giro di Sebastiano, oltre ad una cella che conferma uno degli orari. Se anche Sebastiano avesse effettuato il giro il 15 o il 22, lo avrebbe effettuato nella stessa ora indicata dalla GoPro, quindi il campanile indicherebbe un orario compatibile con la GoPro, ma noi non abbiamo la data, non sappiamo in che giorno ciò avviene. Hanno mandato in onda il verbale della mobile di Trieste che afferma che i metadati sulla Pro sono immodificabili, per favore non ridete. E questa è l'immodificabile GoPro 9. In alto leggete scritto GPS. Se quel LED si accende vuol dire che il GPS è abilitato e sta tracciando automaticamente la posizione del vostro spostamento. Giù c'è scritto app. L'app è il momento in cui la GoPro si interfaccia col cellulare. In questo caso, ma solo in questo caso, la GoPro prenderà l'orario automaticamente dal vostro telefono. Ma nel momento in cui noi scolleghiamo la GoPro dal telefono, che cosa succede? Succede che da impostazioni possiamo accedere a questo menu segreto in realtà solo per la Procura di Trieste, in cui possiamo tranquillamente manualmente regolare, come vedete, data e ora. Nel momento in cui quindi noi modifichiamo data e ora e la GoPro non è collegata al cellulare, quindi all'app, per la GoPro questo sarà a tutti gli effetti l'orario effettivo, per cui imprimerà tale orario nei video che voi andrete a fare. Nel momento in cui voi esporterete questi video sul vostro cellulare o sul vostro computer, nel momento in cui la GoPro si interfaccia con l'app, corregge il proprio orario nel suo sistema generale, ma i video già registrati non modificheranno l'orario attribuito manualmente in precedenza.
Adesso occorrerebbe mettere alla luce un dato importante ai fini della ricerca della verità su cui la Procura di Trieste ha fatto un errore clamoroso e che importanti trasmissioni anche Rai hanno amplificato, inquinando il fluire della corretta informazione. Anche Claudio dovrebbe chiedere un intervento a Ore 14, anche spalleggiato da noi eventualmente, perché lo hanno personalmente e nominalmente discreditato e sputtanato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.